una mafia che appunto adesso si focalizza anche sull'ambiente. Purtroppo è così, 389 clan censiti da Legambiente da quando realizziamo il rapporto ecomafia, dal 1997 in poi, un giro d'affari che nel 2024 è stato di oltre 9 miliardi di euro e i reati ambientali che crescono, sono reati spia, abbiamo superato il muro dei 40.000 reati ambientali accertati grazie al lavoro delle forze dell'ordine e delle capitali di porto, con una impennata che preoccupa molto, soprattutto per quanto riguarda la gestione illegale dei rifiuti. Quindi è una mafia diversa, una mafia che cerca anche degli affari, tra virgolette, legali. È una mafia evoluta che ormai si infiltra nell'economia, aggredisce l'economia circolare, lo raccontano le relazioni della direzione investigativa antimafia, i contributi che ospitiamo nel nostro rapporto ecomafia. L'aggressione criminale all'ambiente è diventata un business da tempo, ma negli ultimi anni le mafie stanno cercando di sfruttare anche le buone pratiche che si diffondono nel paese. Fortunatamente c'è un'attività di contrasto e di repressione molto forte. Sì, assolutamente. Si insinua nelle imprese legali, nelle imprese dell'economia circolare, le imprese della transizione energetica per fare e lucrare sui profitti, ma soprattutto appoggia le imprese diciamo sane per far abbassare i costi di gestione appunto tanto dei rifiuti quanto quelle di gestione dei movimenti terra. Quindi è un'economia, quella mafiosa, che chiaramente trae molti profitti da una gestione illegale di questi settori comunque importanti per la transizione ecologica della nostra regione. Quali sono i dati più rilevanti appunto del report di oggi? Ma intanto appunto quello che fa specie sono l'aumento dei crimini illegali nel settore del ciclo illegale del cemento. E poi anche quello dei fuochi, degli incendi da vegetazione boschiva, dove appunto la nostra regione purtroppo si attesta tra quella più colpita dagli incendiari criminali, e con oltre 17.000 ettari di superficie bruciata nel 2024, che nel 2025, dagli ultimi dati forniti, è raddoppiata, addirittura anzi triplicata, perché è arrivata a oltre 50.000 ettari. Quasi arrivando ai dati del 2023, che è stata la stagione più nera per la nostra regione.